Un bacio più forte di ogni cosa, più forte del virus, più forte di qualsiasi medicina, un balsamo per l'anima, una scossa di energia in una lotta che non è ancora finita. Italo Salvadori e Antonia Guidolin, marito e moglie di 74 e 72 anni, sono una coppia di cittadella contagiati dal Covid a fine dicembre. Lei ricoverata in malattie infettive, lui in terapia semi-intensiva. Non avevano avuto più alcuna relazione diretta, ma dopo giorni di lontananza si sono potuti incontrare. Un bacio tenero sulla maschera che aiuta Italo a respirare, le mani che si intrecciano, un gesto mancato per troppo tempo e tanto desiderato. Antonia, appena è migliorata e non ha più avuto bisogno dell'ossigenazione, ha chiesto di Italo e così Sabrina, operatrice sociosanitaria dell'ospedale di Cittadella, l'ha fatta sedere in carrozzina e l'ha portata da Italo, ancora ricoverato in terapia semi-intensiva. Una sorpresa rivedersi, un'emozione baciarsi, anche con la mascherina. Antonia è in procinto di essere dimessa, ha rincuorato il marito e gli ha detto che lo aspetta presto a casa. Una storia di speranza in questi tempi difficili, una storia che definisce la qualità dell'assistenza medica che si misura anche con il termometro dell'umanità, ha detto il direttore generale dell'USL 6 Domenico Scibetta.